Eccoci con Elena Carboniero, selezionatrice e allenatrice di Vicenza femminile, che ha vinto 3-0 contro Treviso l'ultima partita del girone, però per una questione di numero di vittorie, pur essendo a pari punti con Trento, viene eliminata dalle semifinali. Elena, un primo commento a caldo. Mi spiace per il risultato finale di questo torneo, perché se devo considerare la squadra nel suo insieme, secondo me avrebbe avuto dei numeri per poter almeno essere tra le prime quattro. E se in questa partita magari abbiamo dimostrato un po' più di gioco, un po' più di qualità, soprattutto su aspetti fondamentali, sono quei fondamentali che ci sono mancati nelle altre partite che hanno fatto la differenza. E se avessero utilizzato le loro capacità fino alla fine, forse i risultati sarebbero cambiati. Una partita, quella contro Treviso, dominata sì e no, nel senso grandi break di vantaggio e anche rimonte rischiate. Sì, i break di vantaggio nostri sono dovuti alla nostra efficacia in battuta, che era un po' il fondamentale che avrebbe potuto contraddistinguerci, no? E farci fare la differenza. Ed è un fondamentale che è mancato proprio nelle altre partite. Poi non abbiamo magari degli elementi di spicco come braccio d'attacco, come potenza d'attacco, di conseguenza questi break ci stanno in una categoria giovanile così, no? Se non si scende, se non hai una che magari mette giù palle in modo efficace, palla sicura, dobbiamo fare la differenza in battuta e non l'abbiamo fatta, soprattutto nelle altre partite. Un bilancio fin qui dell'avventura, quindi? Io penso che per le ragazze comunque sia sempre in ogni caso un'esperienza positiva, perché ogni esperienza è un'esperienza di crescita e spero che si portino un bagaglio tecnico e esperienziale positivo. Io un po' delusa sono, per il resto sono sempre esperienze belle, l'ambiente è bello, vedi sport, vedi agonismo e fa parte del gioco della pallavolo, quindi bene così. Allora ringraziamo Elena e buona serata. Ciao.